La Regione Friuli Venezia Giulia ha definito i criteri per l'assegnazione dei contributi destinati alle associazioni delle forze dell'ordine, del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di valorizzare la memoria storica del territorio e promuovere la cultura della legalità. Le risorse, pari a 972 mila euro complessivi, sosterranno progetti legati alla conservazione della memoria e alla cittadinanza attiva. Tra gli interventi ammessi figurano la realizzazione di raduni, mostre, cerimonie e convegni dedicati alla storia del Friuli Venezia Giulia e al ruolo delle forze armate e dell'ordine, oltre al recupero e restauro di cimeli, monumenti e lapidi commemorative. Saranno finanziabili anche attività di censimento dei luoghi della memoria, la raccolta e divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle istituzioni e dei valori civici. Con questa norma mettiamo e con questo bando mettiamo ordine ad un sistema che fino adesso era vissuto di contributi puntuali, cioè ogni qualvolta c'era una manifestazione c'era l'intervento, valutata positivamente, c'era un intervento da parte del Consiglio regionale per finanziarla. Adesso c'è una legge quadro che finanzia tutte quelle attività delle associazioni combattentistiche d'arma, ma non solo, perché in realtà in questa norma abbiamo inserito anche le associazioni del Corpo Forestale, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locali, per tutte quelle attività tradizionali, ma anche per incentivarle a fare ulteriori attività a favore della nostra comunità. Il sostegno potrà variare da 3.000 a 10.000 euro per le spese correnti e da 10.000 a 70.000 euro per quelle in conto capitale, con importi maggiorati per le associazioni capofila. Le domande saranno gestite con procedura a sportello e i contributi potranno sommarsi ad altri finanziamenti, purché non superino il totale della spesa ammissibile.